È bastato un giorno appena di aperture, il primo, per registrare già numerosi assembramenti di persone in diverse piazze della Movida Veneta, senza mascherine e senza rispettare le distanze di sicurezza. Immagini che hanno fatto arrabbiare il presidente Zaia, che ad un amico che gli aveva inviato foto simili ha risposto così. Li aspetteremo alle porte dell'ospedale e la cosa che fa più male è pensare che molte di queste persone magari sono le stesse che poi vanno a fare la morale sui social. Zaia torna poi a parlare del virus usando l'immagine di un cecchino pronto a colpire il bersaglio con l'unico proiettile a disposizione e avverte i cittadini. La contabilità ce l'avremo nel giro di 8 giorni, ormai 2 giorni sono passati, in 10 giorni io li vedo i contagi. Se aumentano richiuderemo i bar, richiuderemo i ristoranti, richiuderemo le piscine, richiuderemo le palestre, chiuderemo le spiagge, chiuderemo le aziende, chiuderemo tutto e torneremo a chiuderci in casa col silicone. È questo che vogliamo. Capirei, continua il governatore, se ci dicessero che dobbiamo vivere così per sempre, ma riusciamo a tenere duro fino al 2 giugno? Questo virus se ne andrà, io spero anche velocemente, e allora facciamo sto minimo di sacrificio. Abbiamo avuto 1820 persone che hanno perso la vita. Lo dico ai complottisti, ai terapiatisti, a tutta sta gente che fa video, dichiarazioni, ma almeno un po' di rispetto per i morti. Intanto, in attesa di capire che fine abbia fatto l'app Immuni per il tracciamento, la Regione lavora ad un proprio progetto. Noi stiamo lavorando a un progetto alternativo. Diciamo che andiamo a mettere in piedi un progetto di biosorveglianza alternativo. Il governatore ha poi fatto il punto sui costi sostenuti per l'emergenza. La spesa per la sanità ha superato i 100 milioni di euro. Se non arrivano risorse a ristoro, ne usciamo massacrati. Ma lo dico perché noi abbiamo sempre avuto una gestione dei conti assolutamente certosina. Non va in default il Veneto, contiamo moltissimo sul fatto che ci sia una redistribuzione del fondo nazionale e contiamo anche che arrivino risorse per il rilancio di tutto quello che sono gli investimenti nella sanità. Questa vicenda ci ha insegnato che gli investimenti nella sanità debbono essere una cosa prioritaria. Infine è stato raggiunto l'accordo con i sindacati per il riconoscimento al mondo della sanità veneta in prima linea in questi mesi. 60.932.640 euro, divisi in oltre 38 milioni per il personale del comparto e in 7.581.478 euro per la dirigenza medica. Si è trovata una soluzione meritocratica, perché è indubbio e innegabile che un medico, un infermiere, un operatore che lavorava alle infettive o alle terapie intensive si sia esposto a rischi rispetto alla sua salute maggiori di chi magari era in altri reparti dell'ospedale dove i Covid non c'erano. Però comunque questo è un premio che viene spalmato su di tutti.